Salve a tutti, l'approfondimento di oggi è dedicato all'ambiente, in particolare all'inquinamento dell'aria. Abbiamo con noi Maurizio Conte, assessore regionale all'ambiente del Veneto. Grazie Maurizio Conte di essere qui con noi. Allora, parliamo di inquinamento dell'aria. È un problema serio, soprattutto in una regione che si trova al centro della Valle Padana, della Valle Padana, che è famosa per essere appunto una depressione, quindi dove si concentra la maggiore quantità di ossido di carbonio, anche rispetto a una delle regioni addirittura a livello mondiale, no? Più inquinata. Certo, sia la morfologia, sia appunto la concentrazione di zone industriali, sia di vie di transito, soprattutto di mezzi pesanti, quindi di quello che è un impatto a livello di inquinamento importante, dimostra che c'è la necessità di soprattutto coordinarci. È proprio per questo che abbiamo costituito un tavolo delle regioni proprio dell'ambito padano che devono e vogliono mettere insieme le sinergie per pianificare proprio nell'ambito dei propri piani di tutela dell'atmosfera quelle che sono azioni sia strutturali ma anche comportamentali. Dobbiamo investire proprio su questo rapportandoci con l'Europa, perché poi c'è anche questo obiettivo. Come regioni appunto del bacino padano ci siamo confrontati con l'Europa che molto spesso mette parametri e limiti uguali per tutti, però gli sforzi che stiamo facendo, soprattutto qui in Veneto, in Lombardia, in queste regioni, sono sforzi anche a livello economico importanti e solamente la difficoltà appunto della morfologia della situazione non ci permette di arrivare a certi risultati rispetto magari a altre regioni che hanno situazioni diverse. E quindi anche con le altre regioni d'Europa fortemente industrializzate, la Baviera, l'ambito appunto della Catalogna, situazioni differenti che però hanno gli stessi problemi, quelli di dimostrare che lo sforzo si sforza soprattutto per trovare dei risultati, dei sistemi adeguati e su questo coordinare l'azione poi riconosciuta da un'Europa che deve appunto capire che non è la non volontà, ma è una situazione che un po' alla volta può migliorare. Ecco, quali sono le fonti di inquinamento maggiori? Perché voglio dire, la crisi in qualche modo ha fatto chiudere molte fabbriche e quindi ha un po' cambiato la mappa delle fonti inquinanti, no? Sicuramente la diminuzione del traffico dovuta alla crisi, la riduzione della produzione, quindi di quelle che sono le emissioni in atmosfera proprio delle industrie, hanno dato un impulso a quella che è una riduzione degli inquinanti. Ora noi dobbiamo però guardare a quelle che sono azioni strutturali, ad esempio pensare al completamento di quella metropolitana di superficie che potrà mettere in relazione le nostre città più importanti, Venezia, Padova, Treviso, quindi spostare il traffico pendolare dall'auto al treno, questo su rotaia, questo sicuramente diventa strutturale e un elemento di forte riduzione. Guardare al rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico, anche questo fondamentale, investire su quello che è il rinnovamento e soprattutto sui valori raggiungibili di abbattimento di questi inquinanti, che non è solo più il PM10 ma diventa il PM2.5, quindi sempre particelle sempre più micro che devono essere controllate, e investire anche sulla prevenzione. Prevenire vuol dire innanzitutto autorizzare impianti che guardano a tecnologie sicuramente più innovative sotto l'aspetto del controllo e dell'abbattimento delle emissioni, soprattutto nell'ambito industriale, ma anche in quello che è appunto il sistema di riscaldamento. Noi abbiamo l'assurdo che molto spesso si punta su quello che è le energie rinnovabili, un esempio la legna, però bisogna investire su questo combustibile guardando anche alle nuove tecnologie, perché se noi usiamo le vecchie stufe che poi liberano nell'aria polveri incontrollate, questo ha dimostrato che ad esempio nelle zone montane che all'apparenza hanno tanti foreste e alberi, potrebbero appunto avere aria più pulita, in molti casi invece è l'opposto. Quindi investire su quelle tecnologie e certificare questo, è proprio per questo che insieme anche al mondo produttivo si guarda a quelle tecnologie che vanno verso la garanzia del maggior controllo delle emissioni e soprattutto diventano anche un'opportunità imprenditoriale di innovazione che può vendere anche all'estero i nostri prodotti. Ecco, una battuta velocissima perché abbiamo esaurito il nostro tempo. Quando parlava di rinnovo delle parco macchine, parlava di incentivi per chi deve acquistare nuove macchine da parte della Regione? Stiamo guardando proprio a questo, magari anche
di ridurre e di eliminare per qualche anno, per i primi anni di vita di un'auto meno inquinante, del bollo auto. Quindi su questi si sta ragionando anche insieme al mondo. E questa insomma è una notizia nuova, Certo, speriamo che venga per e che dovrebbe essere accolta molto bene dagli automobilisti. Grazie Maurizio Conte, comunque continuate a seguirci perché parleremo con lui ancora di ambiente.